Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. 2 novembre a Palermo, primo anno senza tensostrutture ai rotoli. Il sindaco La Galla: abbiamo fatto quello che era giusto. A Catania, commemorazione secondo tradizione. In mattinata la celebrazione dell'arcivescovo Renna e il prefetto Librizzi chiede rispetto per i defunti. Nel degrado il cimitero di Siracusa, tra tetti pericolanti ed erbacce sulle lapidi, forte malcontento tra chi oggi ricorda i propri cari. La chiamano già norma salva Catania, prevista dalla manovra del governo una tassa d'imbarco fino a 3 euro per chi sale in aereo o in nave, a favore dei comuni che pianificano l'uscita dal dissesto. E intanto c'è già una nuova stangata in arrivo, aumentano le bollette del gas, da agosto a oggi 3 i rincari, altri rialzi previsti nei prossimi mesi. Calcio, il Catania ritrova vittoria ed entusiasmo. I 3 punti sul campo del Brindisi puntellano la panchina di Tabiani e restituiscono serenità al gruppo rossazzurro. Troppo Taranto per il Messina, giallorossi superati 2-0 dai pugliesi, apparsi più vogliosi e tecnicamente superiori. Per la squadra di Modica è il terzo stop in trasferta. Bentrovati. Palermo ai rotoli, primo anno senza tensostrutture. Nel giorno della festa dei morti, il sindaco La Galla: abbiamo fatto quello che era giusto fare. Marco Gullà. È stato il cimitero icona di una delle grandi emergenze a Palermo. Nel giorno della festa dei morti, il cimitero dei rotoli si presenta finalmente in uno stato più che decente. Non ci sono più tensostrutture con le centinaia di bare accatastate, ormai da tempo. Le bare, che per anni sono rimaste nei magazzini della vergogna, sono state inumate in un campo. È un impegno che l'amministrazione ha posto in essere sin dall'insediamento, grazie all'esercizio delle funzioni commissariali, grazie al lavoro dell'assessore delegato, l'assessore Orlando, insieme agli uffici, a Reset, si è potuto intervenire su più aree del cimitero, ripristinando funzionalità e decoro. Credo che abbiamo garantito pietà e dignità delle sepolture. E nel giorno dei defunti l'obiettivo è quello di rendere i cimiteri palermitani ancora più accoglienti. Visitatori contenti dunque di ritrovare dopo tanto tempo un cimitero dignitoso, come lo hanno definito alcuni, dove i propri defunti possono finalmente trovare pace e riposo. A Catania, commemorazione dei defunti nel solco della tradizione. In mattinata, celebrazione al cimitero di via Acquicella, presieduta dall'arcivescovo Renna. Presente il prefetto Librizzi, che ha chiesto rispetto e silenzio per i defunti. Tonino De Mana. È un via vai composto e silenzioso, come la ricorrenza richiede, come lo stesso arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, ha voluto sottolineare per ricordare tutti i defunti, dai caduti in guerra a chi non ha più nessuno che depone un fiore sulla tomba. Una cerimonia sobria e significativa al cimitero di via Acquicella, con migliaia di catanesi in visita al caro estinto, per una giornata all'insegna della tradizione. Chi porta un fiore, chi fa una preghiera, chi siede nei pressi della lapide, quasi a far sentire la presenza. È un momento per commemorare, un momento in cui bisogna solo avere un attimo di silenzio e di rispetto per tutti i nostri morti. C'è questo legame forte ed bisogna sempre mantenerlo. In Sicilia devo dire che c'è questa trovare ai bambini i doni dei morti significa in qualche modo mantenere sempre viva la loro presenza. Intere famiglie di buon mattino al cimitero, magari dopo che i bimbi hanno scartato i regali che nella notte sono stati portati dai morticini. Contento perché vuole andare a trovare il nonnino che non c'è più. Importante per la famiglia, ricordi, storico, famiglia, importante, no? Bravissimo. Devono capire che la vita comunque è questa e bisogna prendersi anche cura delle persone che non ci sono più. Amministrazione comunale di Catania, rappresentata dall'assessore ai servizi cimiteriali Giovanni Petralia.
Un giorno di grande riflessione spirituale, religiosa. Abbiamo effettuato il classico giro interno che viene effettuato dall'amministrazione con la donazione, l'omaggio floreale. Viabilità sotto controllo grazie ad un servizio rafforzato e presidi nei punti nevralgici garantiti dalla Polizia Municipale. Nel degrado il cimitero di Siracusa. Nei viali del Camposanto, tra tetti pericolanti, erbacce sulle lapidi, cresce il malcontento di chi oggi ha voluto ricordare i propri cari. Francesco Aloi. Fa schifo, perché ci sono delle tombe o delle strade inagibile proprio. I siracusani definiscono così il cimitero. Dopo Catania siamo stati a Siracusa, denominatore comune il degrado. È una vergogna tutto quello che c'è qui in giro, specialmente nei posti dove ci sono le cappelle e i posti rialzati dove c'è tutta la struttura, il cemento armato, è tutto distrutto. Secondo lei qui manca la manutenzione? Qui manca una buona volontà di fare le lavori e le cose giuste per i nostri defunti. Ci sono all'indomani di tutti i santi i cestoni con i rifiuti che tutti pieni. Arriva quando meno in queste giornate che svuotate, no? In questi giorni l'affluenza è decisamente più alta rispetto ad altri periodi dell'anno. La situazione però è sempre la stessa, secondo qualcuno peggiorata. Manca la scala e io mi devo fare tutto un corridoio per andare a prendere la scala e mettere un fiore ai miei. Questa scala l'ha portata lei qui? Questa scala era là sotto. E quindi ho avuto difficoltà anche perché è pesante. Qui addirittura il tetto è così. Da un momento all'altro qualche calcinaccio potrebbe colpire qualcuno. Si vede, non è che c'è da imbrogliare o fare, si vede, guardi qua come è combinato. È una vergogna, alcune zone del cimitero non c'è l'acqua. Questi giorni che sono particolari, perlomeno quelle, poi non parliamo della sporcizia. In alcune fontanelle manca l'acqua, nei bagni invece ce n'è forse anche troppa. Un tubo che perde e ha allagato tutto, rischio caduta altissimo. I bagni fanno schifo, nei cosodoi c'è sporcizia, c'è di tutto e di più. E poi le piante di cappero non mancano mai. Chi viene qui, oltre a pregare per i propri defunti, non può fare a meno di prendere atto del degrado che la fa da padrone. A Siracusa, a Marsala ha rimosso il murale realizzato su una parete interna all'arco di Porta Garibaldi, raffigurante Marisa Leo, uccisa il 6 settembre dall'ex compagno che poi si è suicidato. La scomparsa, ha detto il sindaco Grillo, a causa di un equivoco che si è creato all'interno degli uffici comunali. Proteste dei concittadini indignati e preoccupati nel non vedere più al suo posto l'opera di Fabio Ingrassia. L'artista siciliano ha detto che rifarà il murale per Marita in altro luogo. La pioggia intensa di ieri sera ha scoperchiato i tombini in diversi comuni della provincia di Palermo. A Bagheria un uomo di 78 anni vi è finito dentro mentre percorreva via Lanza di Trabia. I passanti lo hanno soccorso calando una scala e consentendo così all'anziano di risalire in superficie. Un nuovo balzello sul costo dei biglietti di navi e aerei potrà essere imposto dai comuni che pianificano il rientro dal dissesto. Il cosiddetto Salva Catania si traduce in una nuova e imprevista tassa. C'è questo e tanto altro nell'ultima bozza della manovra finanziaria del governo. Maglio Viola. Una volta si chiamava Salva Catania, ora è il Salva Comuni in dissesto in generale e predissesto e si traduce in un nuovo balzello che inciderà sui viaggi di chi arriva in Sicilia. I comuni in uscita dal dissesto potranno infatti imporre un ticket da 3 euro a viaggiatori in arrivo o in partenza in aereo o in nave. La tassa d'imbarco, così si chiamerà, servirà ad aiutare questi comuni a coprire i disavanzi, ma non solo. Potrà essere aumentata anche la tassa di soggiorno, anche se la misura nasce principalmente per le città di Roma nell'anno del Giubileo.
Solo a Roma e a Venezia la tassa di soggiorno potrebbe arrivare in base a questa norma fino a 12 euro al giorno a persona. Sono le misure contenute nella bozza della finanziaria nazionale che, dopo aver fatto litigare i partiti su pensioni, tasse e accesso diretto ai conti correnti, adesso prepara un'altra polemica. È utile far lievitare i prezzi del turismo in un paese che di fatto ha nel turismo una delle sue industrie principali? In Sicilia poi, mentre si combatte il caro voli, il governo sembra prendere la strada opposta a quella chiesta dalla regione, imponendo un ulteriore balzello che potrà solo far lievitare ulteriormente il prezzo dei biglietti. Nella manovra poi ci sono anche tanti altri provvedimenti, fra i quali la possibilità di prelevare col bancomat direttamente dai tabaccai o nei negozi dei centri commerciali muniti di POS, ma c'è anche un limite massimo al credito d'imposta e dunque alle detrazioni possibili e più in generale al sistema degli incentivi. E intanto è in arrivo una nuova stangata sulle bollette, aumentano le tariffe del gas. Da agosto a oggi sono 3 i rincari e altri sono previsti nei prossimi mesi. E c'è un paradosso, il rialzo dei prezzi non è dovuto alla mancanza di gas, anzi i serbatoi nazionali sono pieni. Adelaide Barbagallo. Ci risiamo, le bollette del gas tornano ad alzarsi, il rincaro di ottobre si aggira, secondo le prime stime, intorno a un più 10% rispetto al mese precedente. Si tratta del terzo rincaro a partire da agosto, una costante che porterà le bollette del gas verso un rialzo nel periodo invernale. Nel dettaglio ci si aspetta un aumento su base mensile del 15% a novembre, del 6% a dicembre. Ma a cosa è dovuto il rialzo? Il paradosso è che non è dovuto alla mancanza di gas. L'Italia e l'Europa tutta hanno già da tempo riempito quasi al 100% i propri depositi grazie alla diversificazione delle fonti. Solo una piccola e insignificante percentuale arriva ormai dalla multinazionale russa Gazprom. Inoltre le temperature sinora ben al di sopra della media della stagione hanno anche contenuto la domanda di gas. E allora perché questi rincari? Secondo le prime stime, gli aumenti per una famiglia di 4 persone si aggirerebbero intorno ai 120 euro l'anno. Alla base c'è una speculazione finanziaria che fa leva su situazioni geopolitiche. Tra questi lo sciopero degli impianti di liquefazione del gas in Australia, principale fornitore della Cina, un incidente al gasdotto dell'Estonia con paura di attentati terroristici che ha creato un rimbalzo nei prezzi, a cui dal 7 ottobre si è aggiunto il conflitto tra Hamas e Israele nella striscia di Gaza. Situazioni che sembrano lontane da noi e invece ci riguardano. Artificiale fa rivivere John Lennon. Esce oggi, il giorno della commemorazione dei defunti, in contemporanea mondiale un brano inedito dei Beatles, scritto da Lennon poco prima di essere ucciso. Ad anticiparlo un breve documentario. Eva Spampinato. Colpito da 5 colpi di pistola sparati. Lee venne ucciso da un fanatico la sera dell'8 dicembre del 1980, consegnandolo alla storia. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. La traccia era troppo sporca e solo ora l'intelligenza artificiale Nel 1995 George, morto nel 2001, registrò per questo brano le chitarre elettriche e acustiche. Nel 2022 Paul e Ringo hanno incominciato. Facciamo una breve pausa, tra poco il calcio con la vittoria del Catania a Brindisi e la sconfitta del Messina a Taranto. State con noi. Di nuovo insieme con il calcio, il Catania sbanca Brindisi e si rimette in carreggiata. I gol di Sarao e Bocic puntellano la panchina di Tabiani, che adesso guarda avanti con maggiore fiducia. Domenica incombe la trasferta di Potenza. Tonino De Mana. È una vittoria che vale doppio per la classifica e soprattutto per il morale. Il Catania torna da Brindisi con 3 punti pesanti e cancella con un colpo di spugna la sconfitta di Avellino, scacciando i fantasmi di una crisi che stava diventando irreversibile. I gol di Sarao e Bocic puntellano la panchina di Tabiani, che adesso può guardare con fiducia all'immediato futuro.
immediato, perché già domenica si torna in campo per un'altra trasferta, in quel di Potenza. Ci siamo ricompattati, ma vi ripeto, anche prima di Avellino. Poi la partita domenica ha preso una piega subito di un certo tipo, tante cose che butterebbero giù un toro, ma dobbiamo cercare di fare in modo di tornare a casa, riconquistare il Massimino. Abbiamo questa partita domenica, poi la Coppa e poi un'altra fuori, e cercare di riportare, quando torneremo in casa, un ambiente diverso che ci potrebbe dare grande aiuto, e questo dipende solo da noi. Un successo, il secondo esterno in questo campionato, che riporta serenità in un momento delicato della stagione, e l'abbraccio finale tra Sarao, autore del gol che ha spianato la strada della vittoria, De Luca, Laneri e Tabiani, chiude il cerchio e apre nuovi scenari. Nessuno adesso ha voglia di fermarsi, lo ha ribadito Sarao, che dopo aver spezzato il digiuno vuole andare avanti, naturalmente a suon di gol come quello firmato al Fanuzzi di Brindisi. Sconfitta a Taranto con il punteggio di 2-0 per il Messina, che allo Iacovone ha giocato una brutta gara e forse avrebbe meritato un passivo maggiore. Decisiva nel primo tempo una doppietta del rossoblù Bifulco. Sergio Colosi. Troppo Taranto per un Messina piccolo piccolo, travolto dall'entusiasmo e dalla qualità dei pugliesi, con una cifra tecnica superiore ai giallorossi. Protagonista del recupero della terza giornata Alfredo Bifulco, numero di targa 14 e autore di una doppietta, prima di sinistro e poi di destro, che vale il quarto posto solitario. Bifulco, ben assistito dai compagni Ciance e Canutè e protetto da un centrocampo solido, ha messo a nudo i limiti del Messina, che si è presentato a Taranto con la difesa a 3. Scelte di Giacomo Modica non premiate da una condotta di gara subito a senso unico. Al minuto 15 primo gol di Bifulco, che sul disimpegno morbido di Pacciardi brucia Ortisi con imbarazzante facilità e col piede mancino supera Fumagalli. Ancora Bifulco al 21esimo, che raddoppia di destro dopo aver seminato sulla sua strada avversari come Birilli. Modica toglie Pacciardi e Polito per Cavallo e Lia, con Emmausso e Ragusa in panchina, e torna al classico 4-3-3. La notizia positiva del primo tempo è che il Messina rimane sotto soltanto di 2 reti, perché Canutè e Cianci avrebbero potuto chiuderla. Nella ripresa il Taranto risparmia energie, pensando alla sfida d'alta classifica di domenica contro la Juve Stabia, mentre il Messina non riesce ad incidere. Zunno e Cavallo non pervenuti, Plesce isolato, Fumagalli evita il terzo gol. Entrano Ragusa ed Emmausso, quest'ultimo nel recupero impegna Vannucchi, fino a quel punto in assoluto relax. Il 2-0 di Taranto lascia i giallorossi in zona play-out, compagna di viaggio costante negli ultimi 2 anni e 3 mesi. Ci fermiamo qui, ci rivediamo alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.